Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornati anche ai nostri ospiti e anche quest'oggi affrontiamo un tema che è sempre di attualità. Attenzione, se ne parla meno perché, diciamo così, emergenze sono diventate altre, tanto per cambiare nel nostro paese. Ma parliamo di pensioni, torniamo a puntare l'accento perché bisogna farlo, è necessario, non è perché c'è un'esternazione da parte di Tito Boeri da un lato oppure dell'onorevole Damiano, anziché di qualcun altro, diventa il momento, l'occasione per parlarne e poi finita là il problema è risolto. Il problema non è assolutamente risolto. Si sperava che con l'approvazione della legge di stabilità e quindi nella legge di stabilità si sarebbe intervenuto in modo importante sul discorso delle pensioni, quindi non dico rivoluzionando, però apportando alcune modifiche alla legge Fornero, ma adesso anche lo vedremo con i nostri ospiti, così non sarà. Che cosa succede? Succede che comunque molti pensionati con numeri importantissimi soffrono, non stanno bene, guadagnano veramente poco, 6,5 milioni, ma dopo ci sono alcuni dati che parlano di 7,5 milioni di persone, non ricevono più di 1.000 euro al mese. Quindi cifre ridicole, però la spesa per le pensioni occuperebbe il 17% del PIL e poi ci sono tanti irrisolti perché c'è stata appunto questa preoccupante dichiarazione di Tito Boeri che ha messo in allarme tanti, cioè i trentenni attuali, 35enni, chissà se arriverebbero a sopravvivere con la loro pensione futura, visto che il sistema è cambiato completamente. Ma non finisce qui, c'è stata poi una dichiarazione da parte di Elsa Fornero che aveva parlato di terrorismo psicologico, difendendo la sua legge e da questa dichiarazione poi ha reagito la CISL, la FNP CISL, ha reagito naturalmente anche la SPI-CGIL a livello nazionale, ma la stessa Camus, insomma ci sono mosse le acque. Di fatto, qual è la situazione? Vediamo di capirlo meglio insieme. Con noi in studio Luigi Sposato, presidente di Eurointerim, ben ritornato. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a lei, che tra l'altro, è bene sottolinearlo, riguarderà un ruolo importante perché tanti lavoratori che sopravvivono, sì e no, con il lavoro interinale, quindi una volta chiamiamo lavoro che viene a periodi così, col contagocce, chissà mai quando matureranno sta benedetta pensione. Sì, se fanno solo questo dovrebbero farlo in maniera continuativa, altrimenti il rischio è che se lavorano solamente alcuni periodi, esatto, è un disastro. Pensione non avranno. E quindi ci allacciamo a un altro problema molto importante che è quello del sistema previdenziale nostro, delle varie tutele eccetera. Poi ben arrivato, ben ritornato onorevole Roberto Caron, Camera dei Deputati, grazie di essere qui con noi, ci racconterà qual è la situazione per quel che riguarda la legge di stabilità, che cosa è previsto oppure no. Davide Favero, consigliere onorevole dei Camera dei Deputati e comunque è di fare, precisiamolo. Davide Favero, consigliere capogruppo Lega Nord e Lega Veneta di Padova, grazie anche a lei. Buonasera a tutti. Luciano Sguotti, vice segretario del PD, sempre di Padova, grazie anche a lei. Franco Piacentini, presidente dell'Auser Veneto. Luigi Bombieri, neo segretario generale dell'FNP CISL Veneto, grazie anche a lei di essere qui con noi. Buonasera. Esordiente sostanzialmente, in un momento caldo, esordiente. Maria Pistorello, responsabile del Dipartimento Previdenza SPI-CGIL del Veneto. Buonasera. Dino Minanello, presidente ANP della CIA di Padova, quindi settore degli autonomi e gli agricoltori, che stanno particolarmente male, con dei numeri dei valori pensionistici bassissimi. Però avete fatto anche voi iniziative importanti come tutti gli altri. Allora, prima di incominciare, vediamo il nostro servizio di copertina che ci dà alcuni dati molto entusiasmanti, ma poi ne parliamo insieme. Siete nati negli anni '80? Rassegnatevi, per voi la pensione è come un'oasi nel deserto, attraente ma molto lontana. Lo sa bene Luca, 35 anni pasticcere, tanti lavoretti alle spalle e pochi contributi versati. Guadagna 1.000 euro netti al mese e ipotizzando qualche periodo di stop andrà in pensione se gli va bene a 69 anni, se no a 76 con un assegno intorno ai 600 euro mensili netti. Percorso in discesa invece per suo padre Marco, classe 1950, ex maestro elementare, che ha dribblato tutte le riforme dalla Dini alla Fornero, centrando la pensione a 60 anni con 40 di contributi. Prende 1.600 euro netti, l'80% del suo reddito lavorativo. Sua madre Rita, 62 anni, impiegata, la pensione la sta ancora aspettando perché la legge Fornero del 2011 non le ha permesso di fermarsi a 58 anni. Dovrà lavorare fino al 2020 e di pensione avrà circa 1.000 euro.
Tempi felici quelli di nonno Giuseppe, ex dipendente comunale, che a 55 anni era già a casa. Ora gli spettano 1.400 euro al mese, ben il 118% del suo reddito lavorativo, mentre nonna Sara conta su una pensione minima di 500 euro, poco meno dei 600 che Luca spera di ottenere dopo tanti anni di lavoro. Una speranza che diventerà realtà o resterà soltanto un miraggio? Ai noi, onorevole, cominciamo da lei. Secondo lei che cosa si prospetta? Lei che poi è dentro comunque in Camera dei Deputati, quindi sente un po' le tendenze e che cosa, se si preme verso qualche versante oppure no? Beh, noi all'opposizione eravamo convinti che uno scivolo diverso venisse fatto in questa finanziaria. Ma infatti mesi fa se ne parlava quasi come cosa certa. La maggioranza attuale naturalmente ha fatto esattamente il contrario di quello che aveva inizialmente detto. Detto questo, che sono scelte politiche che sono derivate magari anche da altre cose, io parto un po' da 5 anni fa, grosso modo, da 4 anni fa. Legge Fornero. Legge Fornero è stata fatta in pochi mesi, è stata fatta malissimo. Qui c'è una grossa responsabilità della sinistra italiana, perché tutto viene fuori ancora con l'ultimo governo Prodi. Prodi vince le votazioni promettendo agli italiani, assieme all'allora ministro Ferrero e proprio a Damiano e a qualche altro, dicendo: leviamo lo scalone Maroni. Quello scalone Maroni, che era di 3 anni, l'hanno levato per accontentare l'elettorato. Dopodiché sono passati 3 anni, sono passati 6 anni, è arrivato lo spread, è arrivato tutto quello che doveva arrivare, è arrivato Monti, ha fatto uno scalone tutto d'un colpo in giro di 3 mesi, anzi di 2 mesi, di 6 anni, il doppio dello scalone Maroni, 0 ore di sciopero, e tutta la classe politica e naturalmente anche i rappresentanti di categoria hanno detto 0. È arrivato il taglia teste ha fatto. Adesso tutti si lamentano giustamente perché è stata fatta male. Ci sono, oltre al problema delle pensioni, ci sono anche gli esodati, che è sempre stata una cosa che non è mai stata messa a posto. Dobbiamo però considerare che tutta la legge Fornero non è facile a metterci le mani, perché costa 22 miliardi all'anno. Dai 15 ai 22. E quindi, secondo me, il governo doveva in ogni caso prendere atto di queste pensioni che non, ormai è una carità che si fa al pensionato, non più una pensione, e doveva avere il coraggio di riformare le pensioni tirando via anche a chi si sta dando di più o si sta dando troppo. Solo che si va a intercettare un tipo di elettorato e un tot di elettorato che qualsiasi governo vada su, secondo me, ha delle grosse difficoltà a metterci le mani. Comunque sono 13.000 questi privilegiati con assegni sopra i 10.000 euro. Questi 13.000, allora, abbiamo 2 problemi però risolvibili. Uno, il problema che è anticostituzionale, si dice, però se si vuole in Italia si fa tutto, perciò è un discorso solo di volere. Perché? Perché al classico pensionato normale gli si è rifatta la pensione e non c'era un problema di costituzionalità. Invece a questi pensionati, chiamiamoli così, dorati, sembra che la Costituzione funzioni. Allora 2 pesi, 2 misure. Per il popolo normale c'è una misura, quando serve per l'altro popolo, purtroppo per il popolo, diciamo, normale non vengono mai toccati o lesi i diritti. Onorevole, chi sono questi pensionati d'oro? Guardi, non è che io abbia il tabulato e sia andato a verificare. No, dico più politici, chi sono più... uno per uno. Sì, no, ma voglio dire più politici. Sicuramente c'è una classe dirigente che con gli anni ha maturato un determinato tipo di pensione, giusto o non giusto che sia, è sproporzionato ormai che lo Stato si carichi di questo costo in un momento così terribile. Che abbiamo le banche che falliscono, noi continuiamo a dare pensioni d'oro. Sì, ma voglio dire, sono dirigenti pubblici, dirigenti di partito, politici. Ma sicuramente, guardi, c'è dal dirigente di grande azienda statale al mega oppure al super politico, ma
o gente che viene fuori da Banca d'Italia, perché sono quelli un po' le persone, no? E se dobbiamo fare i nomi, i classici Dini, Amato, casta, Ciampi, sono tutta quanta gente che viene fuori da Banca d'Italia o che hanno avuto incarichi di questo genere dentro a Finmeccanica, insomma, difficilmente è gente che sono artigiani o le partite IVA che hanno tenuto in piedi e quindi difficilmente possono essere riviste le pensioni. Che hanno tenuto in piedi questo Stato. Allora, qui bisogna anche fare un po' di, come posso dire, di dire ok, siamo arrivati a questo punto, tiriamo un po', visto sono state corrette le pensioni da una parte, bisogna correggere anche dall'altra, anche proprio per un discorso, a prescindere dal conto matematico che poi possono dare, è proprio una giustizia sociale. Torniamo dopo su questo tema, passo la parola a lei perché è stato preso in causa come parte del governo, dopo anche a Lega naturalmente. Insomma, mi pare che noi abbiamo Italia Coraggio, questo è il governo del coraggio, ci ha promesso che non era possibile farlo con questa legge di stabilità, avevamo le priorità legate anche all'emergenza sulla sicurezza, però vuol dire, qualche ipotesi su come aggiustare la legge Fornero ci sono, c'è un'ipotesi Baretta Damiano che è quella che va per prevalente, che dovrebbe migliorare, come dire, la questione tra speranza di vita e flessibilità in uscita e quelle che vengono chiamate le penalizzazioni per chi esce prima. Dobbiamo tenere presente, e questo mi differenzio da Caon, una questione. Noi abbiamo di fronte un tema che è un tema di spesa importantissimo in questo Paese, che non deve andare a far incrinare il nostro rapporto anche con l'Europa, perché le ragioni della Fornero sono state delle ragioni sulle quali si è dovuti intervenire per rimettere un po' di credibilità del nostro Paese rispetto agli altri partner europei. Dobbiamo farlo, certamente bisogna farlo, certamente c'è la necessità di mettere equità in questo sistema. Sono di quelli che pensa che la proposta Boeri possa essere anche in qualche modo pur mitigata in alcune questioni, però vuol dire 230.000 persone che guadagnano probabilmente con un sistema che ormai forse va ricalcolato, può essere quella possibilità che abbiamo per rendere sostenibile il sistema e cercare che chi è nato negli anni '80 riesca in qualche modo, quando andrà in pensione, tenendo conto dell'esperanza di vita e possa avere un montante, si dice, pensionistico che non sia, come dire, come abbiamo visto nella scheda di presentazione, nel filmato iniziale, insomma, che sia pari a quello della nonna, insomma, di questi anni. Io mi auguro, perché si presenta poi un problema di welfare, certamente, di cui ha parlato Baretta, tra l'altro. Quindi vuol dire, dobbiamo tenere presente che c'è assolutamente da non incriare un rapporto con l'Europa, e la spesa pensionistica è una delle relazioni che noi abbiamo, che ci ha costretto in qualche modo anche a fare dobbiamo ricalcolarlo in modo tale che sia sostenibile e diventi più equo per le generazioni future. Ecco, segretario, come dire, togliere ai padri per dare ai figli, certo, non facciamolo, sì. Io sono per il sì, facciamolo. Segretario, lei però adesso fa un riferimento al rapporto con l'Europa. L'Europa comunque, al di là di questa riforma, ci contesta che il nostro sistema pensionistico non è in linea dal punto di vista della sostenibilità con gli altri dell'Unione. E allora io mi chiedo che cosa ha impedito a questo esecutivo di poter esercitare un'azione che peraltro è stata annunciata, anche quella di ridurre, come diceva prima l'onorevole Caon, quelle pensioni cosiddette d'oro a vantaggio. Magari non avremmo risolto il problema pensionistico, però sarebbe stato un bel segnale. Cioè, perché neanche in questa finanziaria siamo riusciti a metterlo? No, io credo che, tenga presente, negli anni passati i cosiddetti fondi di solidarietà sulle pensioni d'oro sono stati fatti, ecco, è che non sono sufficienti, pensare che noi arriviamo a togliere, vuol dire, ai padri
e inserire solo in un fondo di solidarietà questo, dobbiamo renderlo strutturale. Per renderlo strutturale c'è bisogno di rimettere mano a una legislazione, insomma, più adeguata. Sappiamo anche che, vuol dire, l'abbiamo visto nelle vicende di questi ultimi mesi, che poi c'è la spada di Damocle della Corte Costituzionale che a più riprese ha sentenziato in questa materia. Non ultimo sulla questione delle indicizzazioni che erano state sospese per chi aveva oltre il terzo del minimo della pensione. Oggi il governo si trova a dover correggere quello, non solo avere dato ad agosto un piccolo bonus a questi pensionati, ma dovrà ricalcolare. I cittadini sono chiamati a fare la richiesta di ricalcolo perché la sua pensione venga rindicizzata rispetto ai valori del 2012. Questo vuol dire è una materia complicata, però è una materia centrale ed emergenziale. Io mi auguro che i padri capiscano, e i padri intendo chi oggi fa politica e chi vuole e chi ha a cuore le generazioni che arriveranno, capiscano che è giusto che i padri abbiano meno per dare qualcosa di più ai figli, in termini di occupazioni, primo, e anche di sistema di welfare. Però sono stati interpellati più volte e non sembrano capirlo, ci sono degli egoismi fortissimi. Lei tra l'altro fa, vero, anche giovane, per cui sì. Forse rientra in quella fascia. Io rientro perfettamente nella generazione di cui si sta parlando, ho 28 anni, sono dell'86 e sembra che di colpo abbiamo scoperto che forse avrò una pensione, forse no, e così la mia generazione. L'ho trovato, quando ho letto l'articolo e le dichiarazioni di Boeri e tutto, abbastanza divertenti, tristemente divertenti, perché in realtà io e la mia generazione siamo cresciuti sapendo che non avremmo una pensione. Qui adesso ci si dice che forse ce l'avremmo ridotta di un terzo a 75 anni andando in pensione. Vedremo, perché trovo purtroppo un po' sterili tutte le polemiche che vengono fatte in questo periodo, e sto parlando più che da politico, da persona della mia generazione 28enne. Ci è sempre stato detto che la nostra è una popolazione in crisi di natalità e ci è sempre stato detto che sono i giovani a pagare le pensioni a quelli che adesso sono in pensione. Mi pare abbastanza matematico che se si riducono i giovani e aumentano gli anziani, per quanti correttivi possiamo fare, il sistema non è sostenibile. Mi trovo poi a sentir parlare di pensioni d'oro, che sono un problema ma morale, non reale, perché sì, è tragico pensare che ci sono persone che vanno in pensione e hanno 10.000 euro al mese, ma anche se tolgo quelle non andrò mai a sostituire, a sistemare l'intero sistema. Il problema rimane: ho fatto una giustizia, una piccola giustizia magari. Ho fatto una giustizia sociale, esattamente, è una questione etica. E non mi posso trovare d'accordo con chi dice dobbiamo togliere ai padri perché i figli possono avere. No, dovremmo mettere in grado i padri di produrre un futuro per i figli, perché non posso dire tolgo ai padri per dare ai figli, perché sappiamo benissimo che i figli saranno sempre meno, i padri dovranno pur mantenersi. Mi spiace, non è fattibile una cosa simile, perché o di colpo spuntano nuovi figli oppure il sistema comunque collassa 10 anni dopo. Segretario, praticamente quindi cosa si dovrebbe fare praticamente in questa direzione? Sono due ordini di problemi. Uno immediato, e qui sì possiamo andare a parlare del se la Fornero ha funzionato o no. Io non ritengo che sia una buona legge, tra l'altro fatta da un governo non votato, ma questo è un altro discorso. E poi il lungo periodo. Nel breve periodo vediamo di far andare avanti la baracca finché c'è, superiamo la crisi economica. Nel lungo periodo è la crisi di natalità il vero problema. E se non mettiamo le famiglie in grado di fare figli... una provocazione, gli extracomunitari potrebbero sopperire. Ci sarei arrivato tranquillamente anch'io in questo. Per la crisi di natalità purtroppo sono state viste due soluzioni. Non è il lavoro, se tu non hai persone che possono lavorare perché non sono nate, non è solo il lavoro il problema. La pensione la prendiamo dalla fetta dei contribuenti, quindi chi lavora, chi ha un'occupazione. Io capisco il problema della natalità, ma dobbiamo capire di portare più gente a lavorare, perché così abbiamo più pensioni. E com'è che si può fare? Uno, avendo più persone che possono lavorare, due, magari creandolo quel lavoro. Certo, siamo d'accordo che se ci sono 10.000 disoccupati non si può andare avanti se c'è il 100% di disoccupazione, ma se poi io quegli stessi ragazzi che ci sono adesso li faccio emigrare perché non sono in grado di vivere qui, se non permetto alle famiglie di poter lavorare, magari una madre che va al lavoro e gli creiamo un asilo che funziona, invece no, non è in grado di farlo e quindi deve scegliere tra il lavoro
e la famiglia, è ovvio che il problema comunque non si può risolvere, stiamo prolungando l'agonia di questo Stato. È un problema strutturale e poi, come stavamo dicendo, un problema invece contingente di adesso, come arrivare alla possibilità di avere delle soluzioni. Mi diceva degli immigrati, ci sono due possibilità per risolvere il problema della natalità, delle persone giovani che lavorano, della presenza. Uno è aumentare la natalità, quindi con varie politiche a favore della famiglia, per rendere più facile per la donna poter lavorare e aver figli, oppure quella che purtroppo, per quanto mi riguarda, sembra andare per la maggiore: sostituiamo gli italiani con dei nuovi italiani, che per carità anche quella potrebbe essere un'idea funzionante, però a patto che io possa scegliere chi far venire qui, persone giovani, laureate magari, con esperienza o in grado di lavorare. Perché se invece purtroppo, come sembra andare per la maggiore, abbiamo deciso che l'immigrazione da noi è a porte scorrevoli, entrino tutti, si creeranno delle tensioni sociali che non sono convinto che valga la pena avere per risolvere il problema delle pensioni. Lei sa che nella legge di stabilità vi sono degli incentivi a favore del telelavoro, a favore delle donne in maternità, ci sono una serie di iniziative che sono state messe, magari non saranno sufficienti, però esistono. Chiaro, il problema è che non può essere una tantum, ma io posso anche dire, se con una legge particolare un governo non appoggiato dalla mia parte politica fa qualcosa di buono, glielo si riconosce, però ci vorrebbe un trend che dura un po' di più di una singola legge di stabilità. Dopo la tireremo alle fine, staremo a vedere. Allora, queste sono le posizioni, adesso tocca a voi rappresentate i pensionati sostanzialmente a vario titolo. Prima di dare la parola... la parte sociale noi. La parte sociale. I giovani, esatto. I padri. Allora, esatto, i cosiddetti padri, a cui va tolto, no? Secondo appunto il segretario del PD. Andiamo prima in pubblicità rapidissimi e poi torniamo e diamo la parola anche a loro.